Start da via San Lucio. Località La Spessa. Vedi, è 4,3 km facendo la strada per arrivare al rifugio, oppure se si vuole il sentiero del bosco. In un'ora e mezza. Un'ora e mezza, sì. C'era scritto che per il rifugio ci vogliono 4,3 km per arrivare. È poco. Proseguiamo sempre sulla strada ignorando tutte le altre indicazioni. Quasi arrivati, rifugio in San Lucio, a sinistra in discesa. Rifugio San Lucio, 1024 metri. Sì. Rifugio San Lucio oggi chiuso, peccato. Scendiamo verso il parco delle sculture in legno. Bello questo posto, no? Vai? Giustissimo. Roccolo, zuccore. E allora, signorina Babi, cosa ne pensa di questa escursione? È un'escursione facile, noi siamo partiti facendo la strada, poi adesso stiamo scendendo verso il sentiero, abbiamo incontrato questo posto bellissimo, è una zona privata con tantissime sculture di legno e la casetta è veramente adorabile, mi piace un sacco. Comunque l'escursione è facile, 1 ora e 20 per salire, 1 ora e un quarto, 1 ora e 20. Seguiamo il sentiero Disiol. La mano gigante.
per la spessa a sinistra.